amici bellini, è notte. Quindi per voi è mattino presto, però noi già siamo in teoria in vigilia di Monza, però io le devo fare le pagelle, l'analisi dati, qualche screenshot ve lo devo far vedere, sperando che qualcosa ve la faccio vedere che non è già uscita. Cominciamo. Anche per allattare un pochino, perché non so quante partite finiranno 5-0. Il Cagliari 4, qua ne abbiamo fatti 5. L'avversario è quello che è, ma non ha importanza. Benvenuto Alessandro Migliaccio, tra l'altro un nome che mi ricordo. Controllate che siate iscritti, perché sta succedendo di nuovo che uno è già iscritto e non risulta iscritto. Riscrivetevi nel caso, se vi va. Lasciamo il like, invece ci tengo, e dobbiamo arrivare a 5.000. Vi ho lasciato tutta la giornata per godervi la reaction, adesso si passa agli screenshot quando siamo già praticamente in vigilia. Domani mattina, prima della partita, parliamo del Monza. Non ci sarà conferenza, non si possono fare 110 conferenze assolutamente, e simulazione Monza perché sta portando bene, quindi va fatto. Spostiamoci a vedere un pochino di screenshot della partita. Ci sono tantissimi spunti tattici e prima di tutto da ragionare sulla vena, perché il Napoli, non solo quella di McTominay, perché ovviamente lì diventa credo copertina, ma è stata la vena un po', tutti erano in vena di fare la partita, di dimostrare che si meritano un posto, non dico da titolare, ma nelle rotazioni. E poi ci sono stati spunti tattici, cose belle. Il primo degli spunti tattici è sicuramente il Lobotka regista che diventa il difensore centrale quando siamo in impostazione. Qui c'è Juan Jesus, qui c'è Marin e qui c'è l'altro regista che è Gilmour. Il doppio regista è interessante, perché esci pulito e hai sempre uno scarico. Poi si sono anche alternati, uno davanti uno dietro. Bisognerà vedere se con squadre un po' più attrezzate fisicamente se te lo puoi permettere, ma io credo che Anghissà si stia dando da fare. Anche come è entrato Anghissà a un certo punto ha fatto un recupero, la metà campo nostra. Insomma, è bene avere delle soluzioni con le squadre più piccole. Non so se con le squadre un po' più attrezzate si può fare, però è interessante vedere questa soluzione. I primi screenshot non sono proprio in ordine cronologico, questa è una cosa che veramente si voleva far male Ngong. Quando è stata la partita, tra la ginocchiata nel terreno e una sciuliata che si è fatta che stava finendo in panchina, qua erano tutti un po' distratti. Vedete Di Lorenzo che sta guardando dall'altra parte, lui che dice ma che ha fatto, eccetera eccetera. Nella secondo frame proprio Anghissà che si alza e cerca di non farlo rotolare ancora di più la faccia di Oriali. Una roba bellissima. E un'altra chiave della partita è stata la posizione dei due esterni che vedete cerchiati, Ngong e Neres, che sono due esterni interni, perché hanno giocato molto dentro al campo. E vedete la costruzione con il 3 in questo caso e mezzo, perché sopra c'è Mazzocchi, quindi quando avanza uno l'altro terzino deve rimanere un po' a copertura, quando i due registi Lobotka e Gilmour hanno già scavallato la prima linea, ma la presenza dei fantasisti in mezzo al campo permetteva gli scambi di prima, i triangoli veloci, e poi si andava molto diretti verso la porta, molto verticale, poca voglia di palleggiare, nonostante questa volta abbiamo avuto un buon possesso palla, ma non il possesso palla che la do a me, la dai a te, ma un possesso palla verticalissimo dove si andava subito ad affondare con i movimenti anche congrui di Simeone e Raspadori, che alle volte andavano per vie centrali e alle volte si allargavano. Molto interessante. E tra le altre cose che dobbiamo sottolineare nella vena, molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, della partita è questo esempio di fase difensiva di Neres. Qua già stiamo sul 2-0, però il Napoli si rintana e qua Neres fa una buona diagonale dove si mette davanti al pallone e non permette la giocata. Questo sarà importante proprio per giustificarci poi in sé. Deve giocare per forza Politano. Neres non la fa proprio, si disinteressa,
alla Leao, poi ne parliamo di Leao perché è successo un altro fatto, e invece no, anche Neres dà una mano. In questo caso, come vi dicevo, vedete c'è Gilmour più dietro e Lobotka davanti, li vedete qua. Io devo stare sempre attento a non disegnare cose perché me l'hanno segnalato, non si fa. E vedete sempre la presenza dei nostri fantasisti più per vie centrali, e da qui si sviluppa più facile. Poi è chiaro che il Palermo è quello che è, però quando mi si dice sì, però l'avversario così, anche il Modena era quello che era, ma ci ha messo molto in difficoltà. Evidentemente quando si cominciano a oleare certi meccanismi, entrano anche dei giocatori che contro il Modena non avevamo, e si studiano nuovi sviluppi, anche un avversario un pochino più abbordabile e te lo fai, e te lo puoi, se sei mentalizzato, c'hai voglia di farlo, c'hai voglia di dimostrare, si gioca di squadra e al di là dell'avversario si ha un'idea e si porta avanti. Guarda come si scompisciano i due, è bello, importante che Neres è sempre un po' omoggio, ma in realtà poi quando le cose vanno bene anche lui sarà un simpaticone. Poi la presenza di Lukaku, che è il leader, non c'è niente da fare, c'ha uno spessore internazionale, si sente. Mentre a fine partita mi sono arrivati un po' di TikTok di un Kvara che sembrava un pochino... non lo so, deluso, lamentarsi di non so che cosa, forse voleva partecipare anche lui con un gol. Alla fine è stato molto altruista in quei pochi minuti, cedendo il pallone senza manco forzarlo il tiro, e sembra un pochino disappointed, non so perché. E c'è il bro vicino, il suo migliore amico, è una bromance che stiamo vivendo quasi dall'interno dei due. Non vi perdete i vari TikTok che faccio, ma insomma questo è un altro momento in cui Kvara sembra deluso e arriva il bro che dice: ma non ti preoccupare, guarda come se lo abbraccia, guarda come sono bellini. Dice: oggi ho segnato io, domani torni a segnare, io torno a fare panchina e tu torni a segnare, sta tutto. Ma non lo so cosa voleva Kvara. Ed eccoci qua alla partita, diciamo più in ordine cronologico. Il Napoli comincia bene, e volevo sottolineare, visto che spesso sotto la lente di ingrandimento la prestazione di Raspadori comincia bene, con un potenziale assist. Qua la posso dire che Simeone se lo mangia il gol, deve impatta ma non riesce a impattare con una puntazza verso la porta. Il Napoli avrebbe potuto passare in vantaggio già al terzo minuto. Potenziale assist di Raspadori, e da qui si sviluppa, proprio dietro alla mia c'è Ngong, da qui si sviluppa il primo gol di Ngong. Vedete subito la verticalità da parte di Lobotka, legista, che legge la giocata. Serve subito Ngong in verticale, sempre da centrale aggiunto, e poi il Napoli si riversa, perché senza necessariamente portare la palla, Ngong, che vedete qui, vede subito il movimento in profondità di Raspadori e lo serve rasoterra. Continua la corsa, Raspadori gli ridarà il pallone e quindi l'assist Raspadori se lo porta a casa. E questo è il momento in cui, mentre si esultava, Ngong dice: sì, voi mi abbracciate, ma dov'è Kvicha? Perché sta proprio guardando la panchina, dice: io voglio essere abbracciato dal mio amichetto, dov'è? E poi Kvicha arriva e lo abbraccia. Il secondo gol, questo movimento che fa quasi a salmone, Juan Jesus che anticipa l'avversario con la palla che finirà allo bot, che subito ci riversiamo. Vedete come sta andando Ngong. E il secondo gol è tutto roba sua. Se nel primo la pellecchia di Sirigu è importante, il secondo gol è una staffilata difficile da prendere. Poi il Napoli qualcosina la concede, il 5-0 ovviamente è netto, però ci sono stati un po' di momenti. Questo è uno dei momenti. Secondo me non c'è nulla, però è un rischio, è quello che abbiamo detto più o meno di Caprile, anche quel raccogliere il non retropassaggio di Oliveira. Insomma, qualche rischietto se lo sta prendendo. Poi arriviamo ai voti anche per Caprile. Insomma, qua diciamo spalla a spalla lo disturba. È un intervento comunque importante, rischioso ma importante. E su questo tiro di Brunori dalla distanza abbiamo rischiato, abbiamo tremato, perché prende il palo interno. Poi anche molto molto clamoroso, qua male Politano, si potrebbe dire male Lozano, perché questa è una di quelle classiche occasioni in cui tu con freddezza, raso terra, proprio così, magari non è il suo piede, non lo so,
ma la palla prenderà un giro pazzesco, alta, forse finisce in valo laterale, insomma, ci è andata bene. Questa bomba di Neres, qua siamo 25-30 metri, so come disegnarla, finirà alta sulla traversa, ma un tiro dritto per dritto, perché Neres non è solo la fantasia del pallone a giro tagliato, è anche una bella potenza. E qui, per chi insomma non vuole per forza trovare delle polemiche così, il karate è un altro sport, è un'altra disciplina. Tra le cose insomma che fanno discutere, sicuramente la prestazione di Rafa Marin, che io ritengo non abbia giocato male. Ha fatto delle chiusure semplici ma precise, qualche appoggio non difficilissimo ma puntuale. In questo caso c'è proprio un infortunio tecnico, insomma, controlla il pallone, invece di servire a chissà, la dà proprio, la consegna all'avversario, e qui proverà il tiro da fuori il giocatore del Palermo, però questo è un infortunio che in Serie A paghi probabilmente col gol. Non dico che si sarebbe riaperta la partita, eravamo già sul 3-0. Non vi faccio vedere gli screenshot di un calcio d'angolo, poca roba, la connessione brasiliana tra Neres e Juan Jesus, vabbè, c'era anche stato un tiro di Simeone. Questo è il momento di inesperienza, di leggerezza che va limato con l'età, con gli allenamenti, ma anche col giocare. Ecco perché è importante andare avanti in Coppa Italia, anche se diventeranno già partite già con la Lazio. Ti frega, voglio dire, però vediamo se gli allenamenti basteranno per far crescere sto ragazzo. Nel frattempo sta lì, sicuramente ha dei buoni esempi magari da seguire in Buongiorno a livello di attenzione, di concentrazione, insomma convince a metà. Questa è tutta vena di Neres, perché la fase difensiva non sono solo le rincorse all'indietro, ma anche il pressing alto che ci aspettiamo con Conte. E qua siamo al 69esimo, siamo al 70esimo, 3-0, la partita è finita. Potresti anche blando guardare gli avversari e metterti davanti alla linea di passaggio, invece no, Neres va in pressing, costringe il difensore a un passaggio frettoloso sbagliato, bravo Simeone ad intervenire, a mettersi davanti e in scivolata servire Neres per regalargli un gol che meritava e che lo porta a 4 assist e un gol in una roba tipo 90 minuti, sto leggendo, una cosa pazzesca. E qui mi sono divertito un pochino a contare i secondi dall'ingresso, dal battere di mani di McTominay con Raspadori. Era esattamente il 76esimo, poi ovviamente la sostituzione, il tempo che si ribatte, si rimette la palla in gioco, passano altri pochi secondi. Ma quanti secondi passano per il primo tocco che poi corrisponde anche col gol di McTominay? Indovinate nei commenti. Mentre voi indovinate, lo scrivete, segnaliamo, perché ci tengo, perché poi do il voto basso a Mazzocchi e mi dispiace, poi mi accanisco e non è il caso. Dietro di me, lo vedete, c'è Mazzocchi che fa un bel lancio per Lukaku, che in questa inquadratura sembra addirittura in fuorigioco, ma non lo è, e qua McTominay ha già capito tutto. Accompagna, Lukaku fa scorrere il pallone, resiste ad una carica e fa una delle mie cose preferite nel calcio, cioè quando il mancino va tranquillamente con il destro e la mette dentro di destro. Lukaku arriva fino al fondo e la mette all'indietro, nemmeno un passaggio banale per McTominay, che non va fino in fondo sul primo palo ma resta, forse capisce, intuisce di essere più pericoloso lì piuttosto che attaccare il primo palo. Magari un'azione codificata con Lukaku, magari deve andare così. Insomma, il gol arriva esattamente dopo 28 secondi e mi chiedevo se era uno dei gol più veloci del Napoli in assoluto, almeno di un giocatore nel momento in cui entra. No, perché il famoso gol di Mertens era il 2017, Napoli-Juventus di Coppa Italia. Esce Milik, siamo al 60esimo e 27 secondi. Entra Mertens, corre e ci mette esattamente 10 secondi per impattare questo pallone e portare il Napoli sul pareggio. Altrettanto veloce fu Elmas in Europa League contro lo Spartak di Mosca, 13 secondi per lui. Non stava entrando in campo, non era da sostituzione, ma era battuta proprio da calcio d'inizio. Questo è il gol di Elmas, che poi si sta divertendo sui social, ragazzi. Elmas, mamma mia, proprio tifoso più di me, incredibile. Sta scrivendo finalmente la 7 viene indossata da uno che gli rende giustizia. È una roba spettacolare. Elmas, che come sapete il Napoli sta facendo di tutto
per riportarlo a Napoli a gennaio. Conte ha richiesto specificamente Elma. Questo è il gol di 13 secondi, ma più veloce di lui Lozano. Lancio, se non sbaglio, di Demme contro il Verona, 8 secondi e 95, poi qualcuno dice 8 e 25, 8, insomma meno di 9 secondi Lozano, ed entra nella top dei gol più veloci proprio in Italia in assoluto, sicuramente il più veloce della storia del Napoli. In questa speciale classifica c'è anche Leao, ma viene battuto da Giardina, gol più veloce in Italia in assoluto, 3 secondi e 80 centesimi. Perché? Perché tira direttamente dal calcio d'inizio e beffa il portiere. Battuto Leao, mi dispiace, rischio di diventare di nuovo virale su X, capace che mi risponde di nuovo perché io ho visto a proposito Leao ha fatto un tiro del genere ma stava in aria praticamente. Vabbè, lasciamo perdere. Per completezza, vedete come le prospettive poi cambiano? Era sicuramente fuori gioco. E no, e qua si vede bene che Lukaku i passetti li fa bene. Ma McTominay è stato protagonista anche di una traversa che sta ancora tremando oggi. E qua mi fa piacere sottolineare questo break di Zerbin, perché sono permesso all'epoca dello sfogo di dire: che fate? Togliete anche Zerbin, è capace che ti serve. E il Napoli fortunatamente non l'ha dato via, che tanto non occupava un posto nella lista. E Zerbin, onestamente, con Mazzocchi se la gioca. È un'idea mia personale, ma qui fa un break niente ma. Può essere che abbia forse meno gamba, meno garra di Mazzocchi, meno napoletano sicuramente, però sta con noi da più tempo. Qua fa un break importante a livello fisico, vince il contrasto, se la porta avanti con la testa e si fa mezzo campo palla al piede fino al limite dell'area, dove la lascia McTominay che disegna un mezzo passetto, se la porta avanti, si coordina benissimo. Guardate come anche la tecnica di calcio mica male, con la palla che si va a stampare sulla traversa a portiere battuto. I giocatori, chi sto qua? La vena, me l'hanno segnalato in tanti ed è capace che già fa una tatazza. Insomma, tutto questo per dirvi che non vorrei dare insufficienze. Do 6 a Caprile. Un pochino fa paura in alcune cose, però voglio apprezzarne le 2 o 3 uscite che fa su calcio d'angolo nell'area piccola, dove con personalità se la chiama, salta e blocca alto, cosa che a Meret non vediamo fare quasi mai, e quindi questa è una cosa positiva. Poi dovrà prendere un po' di confidenza con il resto delle giocate. Andiamo avanti. 6. Lo stesso Rafa Marin sarebbe da 5,5, gli do 6 di incoraggiamento. A differenza di Gabriele non dovremo vederlo in campo subito, a breve giro, quindi avrà tempo di sistemare delle cose. Ci ha fatto intravedere delle cose positive con qualche incertezza di troppo. 6 di incoraggiamento. E Juan Jesus preziosisce con il gol una partita abbastanza facile. Non è stato impeccabile, ci sono state altre partite dove è stato molto molto più preciso anche in alcune chiusure e in impostazione. 6,5 col gol, penso che ci siamo, no? Mazzocchi, e poi deve averlo proprio lui il 5,5. Quel lancio che fa per Lukaku fa salire un lancio un passaggio buono, la sufficienza. Sì, 6 per Mazzocchi e 6 per Spinazzola, perché molto meglio rispetto agli altri, spinge molto, accompagna molto. Potrebbe essere 6,5, ma lo vedo lento. E non è la prestazione che dici è stato lento di proposito, lo vedo lento nel senso che fisicamente non lo vedo pronto a fare una partita di Champions, per capirci. Con il Palermo va benissimo, però mi aspetto di nuovo Olivera. 6 per Spinazzola. E poi lo troviamo qua e lo troviamo qua. E quando dobbiamo parlare di Lobotka, gli abbiamo visto fare questo con Gilmour davanti. Potrebbe anche essere scolastico, ma Lobotka lo fa molto bene. 6,5 lui, 6,5 Gilmour, si alternavano, davano avanti, scambiavano nello stretto. Un piacere vederli giocare. Poi forse noi siamo pure affezionati ai piccolini che non sono dotati dalla natura di grandi mezzi, però ce la mettono tutta e scavalcano le montagne se posso. E poi si passa alla fantasia. Questa fantasia che noi schieriamo così, in realtà abbiamo visto che si giostravano questa zona di campo con Raspadori che si allargava, lo stesso Simeone che faceva la lotta qui. Posso dare ad entrambi 7,5? Gong, il primo gol è abbastanza fortunato, però lui tira. E quante volte abbiamo detto: oh,
tirate. Quindi positivo, non era scontato che alla prima occasione utile in un ruolo non proprio suo, ma se ne sta parlando in questi giorni che Gong potrebbe finire anche vice Lukaku, potrebbe finire anche sotto punta, si dovrà ritagliare un po' di spazio. 7,5 per Gong, 7,5 per Neres, aggiunge un altro assist, aggiunge un altro gol, fa giocate da fuori classe assoluto, un piacere vederlo giocare. Arriverà il momento della titolarità in campionato con Lukaku davanti, con McTominay a fianco, con Kvara dall'altra parte, ci dobbiamo divertire. E do 6,5 a Raspadori, qualcosina anche se la perde per strada, però un assist se lo porta a casa, tanta volontà, come tanta volontà Simeone. Arriva al tiro una volta, altre volte poteva far meglio, come al terzo minuto, però si porta anche lui un assist a casa, quindi 6,5 Raspa, 6,5 Raspadori, dopo di 6,5 Raspa, 6,5 Raspadori, 6,5 Simeone. Al 57esimo entrano Zerbin e Anghissà, quindi Gilmour si abbassa un pochino con Anghissà qui e Zerbin si stabilisce in quella zona. 6 ad entrambi positivi, perché quello, quando io vi dico la vena, è la vena che abbiamo visto anche nei subentrati a partita praticamente chiusa. È lì che mi piace tanto, mentalità di squadra. E anche la mentalità di Conte, che al 77esimo mette anche l'artiglieria pesante. Si sposta Zerbin qua, Kvara va a sinistra, Lukaku in avanti con McTominay alle sue spalle. Lukaku 6,5, l'assist. Kvara 6, ci ha provato a fare assist, non è andata bene. E a McTominay 7, penso sia il minimo che si può dare a uno che entra, segna e piglia pure una traversa. Forse 7 è anche poco, ma volevo dare qualcosa in più a Neres e Gong. Arbitro abbastanza preciso e puntuale, tifosi scarsi, idioti. Mi hanno detto più tifosi che erano presenti allo stadio, insomma, che hanno visto i tifosi del Palermo cominciare a lanciare fumogeni e bombe ai settori inferiori dove c'erano le famiglie, e quindi poi avrebbero risposto quelli della curva A. Mi sembrava anche assurdo che avessero cominciato quelli della curva A con il Napoli sul 3-0 così, però lo sapete che la mentalità dell'Ultra va al di là della logica, e quindi se tu sei gemellato con il Catania, io odio Catania e quindi devo andare contro di te, oppure tu sei simpatizzante della Roma quindi io devo andare, non se ne esce più. Dovremmo essere tutta gente normale, binormal, dice il Napoli. Non vorrei nemmeno dire gente del sud, perché quelli del sud dovrebbero volersi bene e quelli del nord no, ma questo trascende la logica. Di conseguenza molto bene, il Milan ha fatto il suo dovere. Quanti azzurri il Milan ha fatto il suo dovere e quindi ci ha scavalcato, quindi si prendessero loro la responsabilità di lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo superare i punti fatti da Garcia alla 6ª giornata, questo è il nostro obiettivo e domani mattina in pre-partita creiamo la live la creo tra poco e vi renderete conto dalla simulazione che non è una partita da sottovalutare quella col Monza, attenzione. Però i presupposti per far bene ci sono tutti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, scusate la lungaggine, ma c'era da godersela e io voglio godermela insieme a voi. Bene aver confermato questo modulo che mi sembra il più adatto vista la rosa a disposizione, bene aver dato spazio alle seconde linee che si devono chiamare così, ma che possono aspirare a diventare prime linee, non tutti. Ebbene Conte, a cui do 7 per il coraggio e perché non ci avevamo creduto, nessuno ci aveva creduto, ma ci ha creduto lui, nei vari Juan Jesus, Marin e Mazzocchi, ed è stato ripagato. Di solito il coraggio è bello quando viene ripagato col risultato. Da New York ve l'ho detto, allora i like finali.